Questo vedo che i miei erano leggermente drogato, ma una cosa. Lui scriveva e suonava, non si staccava mai dalla chitarra, lo portava a dormire, suonava 7 ore al giorno. Lui arrivava a dire: tu odierai la tua chitarra, ma se continuerai a farlo, lei non ti tradirà mai. E allora se la portava a letto, se la portava nel bagno, se la portava per tutto, ed era sotto acido leggermente. E allora scrisse questo pezzo, Sotto acido, che parla di una piccola farfalla che va tra le nuvole, lui lì sotto questa nebbiolina vedeva questo.